sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, ma liberaci dal male. Padre, Abba, Ascoltiamo il Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove vado voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Bellissimo questo brano del Vangelo. Fa parte dei discorsi dell'ultima cena, meglio, della cena dell'amore donato fino in fondo, spezzato, mangiato, per poter poi vedere la gloria nella croce e la pienezza della vita nella resurrezione. Gesù vuole che i suoi discepoli siano sereni. Ma che bella questa cosa! Si preoccupa per noi, che siamo i suoi amici. Ora noi come loro stiamo passando un periodo difficile, questa pandemia, attraverso il non senso, attraverso la fatica del credere e del fidarsi. Nonostante tutto, anche Gesù prova turbamento nello spirito. Sa che i suoi amici avranno paura e vacilleranno nella fede, ed è per quello che fa le sue confidenze, però queste confidenze li lasciano sospesi. Gesù ha provato turbamento a Lazzaro, se vi ricordate, molto turbato di fronte alla tomba. Ora, nella cena, prova turbamento per i suoi discepoli. Avrà turbamento anche quando annuncerà a Giuda che lo tradirà,
Che cos'è questo turbamento? È il tempo della prova, l'occasione di crescita, tentazione e sfiducia. In questa sua fatica Gesù si preoccupa dei suoi amici. Splendido. Li aiuta. Avrebbe lui bisogno di aiuto e invece lui aiuta. Sì, perché aiutando aiuta se stesso a realizzare la sua missione. Non abbiate paura. Vi ricordate il grido di Giovanni Paolo II in piazza San Pietro? Non abbiate paura. Continuamente noi facciamo fatica nella fede. E Gesù invece ci dice: continuate ad avere fede, credete in me, fidatevi, io vi mostro il Padre, il suo grande amore per voi. Gesù parla della dimora che c'è per ognuno. Il Vangelo di Giovanni si apre proprio con la domanda dei primi discepoli, che curiosamente vanno dietro a questo personaggio che Giovanni disse: ecco l'agnello di Dio. Gesù si gira e dice: cosa cercate? E loro: Maestro, dove abiti? Dove dimori? Ecco, questo è importante. Dove dimora Gesù? E Gesù non dà l'indirizzo di casa. Dice: venite e vedrete. Noi lo abbiamo seguito per stare e dimorare con lui. Noi siamo entrati in quella casa di Gesù che è il suo cuore, la sua missione. Dove dimora Dio? Ora noi lo sappiamo. Dopo aver visto Gesù, Cristo, puro amore, noi sappiamo dove Dio dimora, nei gesti dell'amore. Gesù lava i piedi, anche a Pietro, che non vuole essere lavato. Gesù dà il boccone dell'amicizia incondizionata a Giuda e gli dice: fai presto quello che devi fare. Ora sappiamo dov'è la dimora di Dio. La dimora di Dio è nella fragilità della vita dell'uomo. Lì dove l'uomo è fragile, Dio c'è. Dio dimora nel Figlio e il Figlio in Dio. E noi, dimorando in Gesù, siamo e diventiamo dimora di Dio nella storia. Chi segue Gesù è immagine e somiglianza di Dio che opera ora, adesso, nella storia. Nella nostra storia. Dio sta operando attraverso le nostre mani, vi ricordate? Dio non ha mani, ha soltanto le nostre mani, non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi, non ha occhi, ha soltanto i nostri occhi. Impariamo ad essere visibilità di Dio nel mondo. La dimora di Dio non è più il Tempio o le chiese. Quando Gesù muore, il velo del Tempio si squarciò da cima a fondo, perché Dio non vuole più abitare nei templi, non vuole abitare lì, perché il Tempio di Dio è l'uomo. Esce da questo tempio per vivere nelle case degli uomini, nella vita degli uomini, anche quelli lontani, anche quelli che non riescono a trovare la strada del ritorno. Troviamo questa strada del ritorno, sperimentando l'amore gratuito del Signore. Allora, solo allora, le assemblee liturgiche nella Chiesa saranno vere, autentiche e non puramente rituali, che non entrano nella vita, che non ti cambiano la vita. Un autore diceva: l'Eucarestia ti cambia i connotati, non sei più tu. Solo chi alzerà gli occhi a colui che hanno trafitto tornerà ad essere casa di Dio, costruttore di comunità eucaristica e vivente. Gesù disse: quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Impariamo e riimpariamo ad alzare lo sguardo. Ora i nostri due eroi, Tommaso e Filippo, a mio parere, sono gli apostoli più simpatici, molto pratici, molto dentro la vita, che non fanno teologie, che vogliono risposte vere, autentiche. Vediamo Tommaso. Tommaso è un uomo molto pratico. Quando Gesù deciderà di andare a far risorgere Lazzaro, che fa Filippo? Dice: andiamo anche noi a morire con lui. Che generosità, che amore grande. Ed ora adesso qui Gesù che parla, che lui è la strada,
Signore, non sappiamo dove vai, ma come facciamo a sapere la strada? E Gesù, con pazienza grandissima di amico, gli dice: Tommaso, io sono la strada. E poi Tommaso, uomo pratico, se non lo vedo, se non tocco, io non credo. E lì tutta la pazienza, la bellezza, l'amicizia di Gesù. Vieni Tommaso, vieni, tocca. È un uomo normale, come tutti noi che abbiamo bisogno di concretezza. Ma noi ci fidiamo di Gesù. Stiamo portando noi stessi dietro a Gesù. Che cos'è per noi via, verità, vita? Ma davvero Gesù è la nostra via, la verità e la vita? Oh, quante altre strade, quante altre verità, quante altre vite stanno prendendo la nostra esistenza. Filippo è pratico. Gesù dice: bisogna dar da mangiare a questa gente, e lui fa subito i conti. 200 denari non bastano per dare un pezzettino a ognuno. E Gesù adesso qui nella cena che dice del Padre: chi vede il Padre vede me, chi vede me vede il Padre. E Filippo non ce la fa più e dice: Gesù, mostraci il Padre. Ma c'è un'altra cosa di Filippo molto bella. All'inizio del Vangelo lui ha incontrato Gesù, incontra Natanaele, un amico, e gli dice: abbiamo incontrato il Messia, un entusiasta. Mi piacciono le persone entusiaste. Stiamo notando nella nostra contemporaneità che l'entusiasmo è molto flebile, molto piccolo. Ritorniamo all'entusiasmo della vita. Quanta pazienza Gesù! Ma non è pazienza, è amore. Quanto amore Gesù per questi suoi amici, che li accompagna piano piano, prendendoli per mano e, se serve, anche prendendoli in braccio. È necessario fare l'esperienza di Dio, non parlare su Dio e di Dio, fare l'esperienza nella concretezza della vita, della sua presenza. La fede non è un bagaglio di dogmi da credere, ma è un'esperienza che tocca la concretezza della vita. Gesù chiede di fidarsi di Lui. Me lo domando tutti i giorni: mi sto fidando di Dio? Possiamo stare una vita con Dio, possiamo dire di tutto di Dio, e constatiamo a volte che non crediamo in Lui. Crediamo in un Dio che ci siamo costruito noi, un idolo, a nostro piacere, a nostro uso e consumo, non certo il Dio di Gesù Cristo, Padre di misericordia, che consegna suo Figlio per amore. Dio ci dice che Gesù è la sua immagine nel mondo, ma noi sappiamo che ognuno di noi è chiamato ad essere immagine e somiglianza di Dio. Lui si dona se stesso. Alleniamo il nostro cuore a cercare ciò che è invisibile agli occhi, ma chiaro al cuore. Non abbiate paura, dice Gesù, di chiedere. Chiedete tutto, siate generosi nel chiedere, non pretendere, ma chiedere. Chiedere vuol dire imparare a capire le esigenze, quelle vere. Chiedete come figli che si fidano, che amano il Padre, e il Padre vi esaudirà, vi darà ciò che serve per la vostra vita, la felicità. Nessuno di noi crede più nella felicità. Eppure il nostro esistere è per essere felici, non miracoli o prodigi, frutto di pretese, di mancanza di fede e di fiducia. Chi ha fede non chiede, si fida. Chiedete e chiediamo la vita, l'amore, la gioia, di sentirci figli, uomini e donne protagonisti della nostra storia. Gesù ci dice: collaborate con me nella salvezza dell'umanità, collaborate con me per realizzare il mio e il vostro sogno, la felicità che non è usufrutto di qualcuno, ma che è naturale per tutti. Seguiamo Gesù nella via della vita e saremo costruttori di un mondo nuovo. Buona domenica. Ed ora concludiamo con il canto Nel cuore di chi ama. È come risvegliarsi da un sonno ormai profondo, è come aprire gli occhi e toccare dentro me la vita che rinasce, vuole ormai cantare. È bastato un raggio di sole nel mattino ed ora la speranza è festa dentro me.
cammino